Aspettati il meglio sui canali di Radio Libertà. Semplicemente la tua radio. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. E buon sabato a tutti. Allora la domanda, che mi rendo conto suona molto retorica, è: ma voi vi fidereste di Ursula von der Leyen? Cioè vi fidereste di una politica, in teoria e diciamo anche a curriculum, espressione della cultura popolare moderata, che nel suo mandato alla guida della Commissione europea ha sdoganato, incentivato in prima persona le politiche più ideologiche, le politiche più estremiste, le politiche più ciecamente gretine? È evidente che la risposta è nella domanda, e la risposta negativa ovviamente è avvalorata dall'ultima indiscrezione di cronaca. Sapete che ci sono le grandi manovre perché il 18, giovedì 18, va al voto all'Aula del Parlamento europeo la nomina del Presidente della Commissione. Von der Leyen sa benissimo che potrebbe avere dei franchi tiratori, soprattutto nel suo, tra molte virgolette, Partito Popolare Europeo. Li ebbe anche l'altra volta, quando partiva in teoria da numeri più robusti, tanto che si dovette inventare quell'ircocervo della maggioranza Ursula. Allora qual è l'ultima indiscrezione? Che per blindare la sua conferma Ursula sia tornata pesantemente a trattare con i verdi, che come i verdi europei di questi tempi sono proprio la dimostrazione dell'immortale teorema del divo Giulio Andreotti, per cui i verdi sono come i cocomeri, verdi fuori ma rossi dentro. Ma al di là di questo ci sarebbe questa trattativa serrata tra la presidente uscente, aspirante entrante, e appunto il gruppo dei Verdi, che verte sostanzialmente su due punti che sarebbero pretesi dai Verdi stessi proprio come impegni scritti della von der Leyen. Allora, anzitutto l'esclusione totale del gruppo dei conservatori di ECR dalla maggioranza, cioè non solo si vuole escludere a priori il gruppo dei patrioti, dove c'è la Lega, dove c'è la Le Pen, e non si capisce perché questa convenzio ad excludendum a priori verso un gruppo che rappresenta pezzi significativi delle destre europee, delle opinioni pubbliche europee, compreso la Le Pen, che ha appena superato i 10 milioni di voti in un paesucolo come la Francia. E c'è già questa convenzio ad excludendum la dice lunga sul tasso di democraticità delle istituzioni europee, ma i Verdi ne vogliono una anche sul gruppo 10R, cioè proprio non vogliono che nessun esponente a vario titolo di destra partecipi alla costruzione di nuovi equilibri europei, nonostante il voto europeo abbia segnato una palese virata a destra, soprattutto negli stati più popolosi, più decisivi economicamente, più importanti storicamente per l'Europa. Niente, chiunque sia di destra non deve neanche sedersi al tavolo per questi signori. E poi c'è il secondo impegno, ovviamente, l'impegno scritto a portare avanti le politiche green della legislatura uscente. Ricordiamo un attimo le principali, almeno, di queste eurofollie green che i Verdi vogliono vedere confermate per iscritto da Ursula. Poi c'è forse la vetta del surrealismo gretino, ricordiamo, è stata la legge sul ripristino della natura. Cioè al Parlamento europeo scorso si è seriamente votato per ripristinare la natura sul continente, per ripristinare le paludi, per sbaraccare gli argini, per restituire terreno veramente alla natura senza alcun segno umano nel paesaggio, cioè per sbaraccare la civiltà umana si sono dati anche
delle tappe molto serrate, per cui al 2050 ci sarebbe sostanzialmente un ripristino massiccio delle paludi in Europa. Questa è la genialata reazionaria, altro che progressista, iperreazionaria di lor signori. Poi ovviamente c'è l'eurofollia sulle case green, l'obbligo del cappotto termico, l'obbligo di ristrutturare le case con classi energetiche basse, tendenzialmente abitate dal ceto medio-basso che non ha enormi capacità di spesa, ma che secondo questi gretini dovrebbe ad esempio in Italia spendere una media di 50.000 euro per aggiornare la propria abitazione alle loro turbe ideologiche. E poi c'è la politica di pesanti incentivi a favore dell'elettrico, del motore elettrico, nell'esclusivo interesse della Cina contro l'interesse delle filiere automobilistiche europee, italiane in primis. Ebbene, i Verdi vogliono che Ursula metta nero su bianco il proseguimento di queste politiche, e lei probabilmente non avrà difficoltà a metterlo, visto che le ha portate avanti già nella passata legislatura. E capite che però se c'è, come dire, se si ufficializza questo patto tra Ursula e gli estremisti gretini, in un certo senso i immagini di Giorgia Meloni si riducono, ma si chiariscono anche. Cioè, se davvero Ursula sta pensando di cucire un'alleanza Ursula uguale alla precedente, includendo anche gli estremisti green, impegnandosi a portare avanti le loro politiche folli, escludendo qualunque appartenente alle destre europee, come dire, è un gioco scoperto, è un gioco molto poco democratico, è un gioco molto ideologico, io immagino che la nostra Premier non potrà che starne orgogliosamente fuori, perché l'alternativa, fidarsi di Ursula, fidarsi di questa Ursula, è ovviamente masochista per chiunque rivendichi il nome e la cultura politica conservatrice. Quindi speriamo in bene, come abbiamo detto più volte, staremo a vedere. Grazie a tutti, vi aspetto lunedì